benvenuti. Oggi è lunedì 17 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:22. La luna sorge alle 23:18 e cala alle 9:55. Oggi è il giorno di Sant'Alessio, patrono dei pellegrini e dei viaggiatori. Il nome Alessio viene dal greco e significa colui che protegge. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo il bronzo. L'acne è un problema che riguarda molti giovani e non solo, ed è sempre consigliabile consultare un dermatologo. Tuttavia, se desiderate affrontare in modo autonomo e naturale qualche brufoletto occasionale, posso suggerirvi alcune soluzioni. Un rimedio consiste nell'utilizzare l'aceto di mele. Inumidite un batuffolo di cotone e prima di andare a letto applicatelo delicatamente sui brufoli, lasciandolo agire per 10 minuti. Successivamente sciacquate abbondantemente. In alternativa, un altro metodo che posso consigliarvi è preparare dei deliziosi frullati salutari e naturali. Potete utilizzare il pompelmo, il sedano, la papaya, l'ananas, tutti i prodotti ricchi di antiossidanti. Compie oggi 69 anni Angela Dorothea Merkel, ex cancelliera della Germania, ruolo che ha ricoperto dal 2005 al 2021. Ha segnato profondamente la storia recente del suo paese e dell'intera Unione Europea, tanto da essere considerata fra le donne più potenti del mondo. Secondo Forbes è stata in cima a questa classifica dal 2006 al 2020, con una sola eccezione nel 2010. Festeggia 76 anni Camilla Parker Bowles, diventata da poco regina consorte e seconda moglie del principe Carlo d'Inghilterra. Prima del matrimonio è stata la sua amante. Dopo la morte di Diana, l'erede al trono è uscito allo scoperto e ha reso pubblica la storia con il grande amore della sua vita. I due si sono sposati nel 2005. Infine, buon compleanno all'attore canadese Donald Sutherland, che spegne 88 candeline. Ha al suo attivo 60 anni di carriera e la partecipazione a più di 180 film. Ne ricordiamo due italiani, La migliore offerta di Giuseppe Tornatore e Ella e John di Paolo Virzì. Una dinastia durata 300 anni ed estinta il 17 luglio del 1918. L'ultimo zar dei Romanov, Nicola II, la moglie Alexandra e i loro 5 figli, che avevano tra i 10 e i 20 anni, vennero giustiziati a Ekaterinburg dai bolscevichi. A dare l'ordine del massacro fu anche Lenin, leader del nuovo regime comunista russo. Le macchie d'inchiostro sono antipaticissime e frequentissime. Un ottimo metodo per smacchiare capi bianchi di cotone e di tessuti resistenti consiste nell'immersione per circa 15 minuti in candeggina a base di ossigeno che è in grado di rimuovere l'inchiostro senza danneggiare la trama. Se invece la macchia è fresca, la si può trattare con latte freddo, ponendo sotto un panno che possa assorbire l'inchiostro. Si lascia agire il latte qualche minuto e poi si strofina delicatamente. Arriva adesso l'oroscopo a cura di Marco Amato. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Questa settimana si apre con uno splendido novilunio e si chiuderà con l'ingresso del Sole Leone. Vediamo questi astri di luce cosa trasformeranno nello zodiaco. Ariete, sicuramente sarà l'ultima settimana di piccoli ostacoli o piccoli tentennamenti, ma sicuramente avete trovato la direzione portante, quindi seguitela e procedete con calma, ma soprattutto con la vostra grande passionalità. Toro, la luna oggi vi regala un novilunio assolutamente meraviglioso, si rimette in ordine tutto, compreso anche un buon accordo, luna Giove funzionano bene, anche il sole vi potrebbe dare una mano ed eccovi di nuovo pronti a cogliere l'occasione giusta. Gemelli, giornata quanto mai interessante visto che Sole e Luna sono nella vostra seconda casa. Il novilunio vi apre prospettive di novità e di rinascita. Tutto è sotto gli occhi, la vostra vista inquadra delle cose oggi con una specie di potere magico. La prospettiva in cui le guarderete sarà la risposta che cercate. Cancro, splendido è la configurazione tra Luna e Sole. Congiunti da voi, gli astri di luce trasformano la vostra notte sensuale in una lunga giornata di calda estate. Oggi potete tutto. Leone, ispirante al massimo questo novilunio, proprio perché dal serbatoio emotivo della vostra anima trae qualcosa di emozionalmente molto importante. Ascoltate bene oggi le sensazioni che avete dentro. Vergine,
Interessantissimo questo novilunio che vi dà una mano a vedere in prospettiva le cose, ma stimolando Marte, questa luna di rinnovo chiama passione. E beh, anche se di lunedì, perché la passione vale tutte le settimane, no? Bilancia, giornata interessantissima, poiché oggi Sole e Luna vi propongono delle prospettive che possono sembrare sfavorevoli all'inizio e che invece vi danno modo di fare il vostro gioco di scacchi preferito e stupire tutti con una mossa da maestro. Scorpione, ottimo per voi il novilunio, Cancro, Sole e Luna sono dalla vostra parte, illuminano il vostro cammino e tutto sembra più chiaro. Anche per voi oggi è una giornata da dedicare alle passioni e alle prospettive dell'amore, quindi forza. Sagittario, settimana che inizia all'insegna di tante novità, anche sorprese dal passato. È possibile, intervenendo in una dimensione di ottava, che eredità o lasciti o robe legali che hanno a che fare con queste dimensioni potrebbero presentarsi. Questa è una settimana di grande iperattività lavorativa. Capricorno, la giornata di oggi è inesorabile come uno specchio, poiché Sole e Luna sono tutte e due in Cancro e quindi oggi non potete proprio dire di no ai sentimenti, arrendetevi ad essi, a voi stessi e vivetevi una passione. Acquario, nel sogno e nel sonno assolutamente ispirati, la luna nuova è la vostra più congeniale, anche se non amate molto le lunarità e le fluttuazioni emotive, il grado di ispirazione oggi potrebbe stupire molto e potreste pure sorprendere qualcuno, visto che riuscirete persino a manifestare, udite, la voglia di un abbraccio, proprio voi che non amate essere toccati. Pesci, la giornata oggi si apre come meglio non potrebbe, un bellissimo trigono dalla Luna e dal Sole, col vostro Saturno che vi vuole di nuovo in campo, pronti immediatamente reattivi agli stimoli nuovi, quindi fatevi sentire e siate imperiosi. Il primo giorno si rivelò un disastro, probabilmente a causa della fretta. Molti edifici erano ancora appena dipinti, le attrazioni non erano complete e si verificarono frequenti interruzioni di energia elettrica e le code per l'ingresso e l'uso dei bagni erano estremamente lunghe. Tutto ciò avvenne sotto la stretta supervisione di Walt Disney stesso, che si occupò personalmente dell'apertura di Disneyland ad Anaheim, vicino Los Angeles. Il primo parco divertimenti dedicato ai personaggi dei cartoni animati fece il suo debutto il 17 luglio del 1955, in quella che fu considerata una domenica nera. Fortunatamente nel giro di poco tempo la situazione migliorò. Siete tutti sotto pressione, vero? Lo so. Avrete sicuramente pronunciato spesso queste parole. Gioia, ma cerca di metterti nei miei panni. In pratica avete invitato qualcuno ad immedesimarsi in voi, a cercare di comprendere i vostri sentimenti e come vi sentite. Gli inglesi utilizzano l'espressione to put yourself in someone's shoes, che significa letteralmente mettiti nelle mie scarpe. Non vi siete ancora iscritti al canale YouTube, vero? E io che ci sto a fare qui se non a dirvi di cercarci su Sicilia Play? La matta di oggi è Billie Holiday, considerata da molti la più grande cantante jazz di tutti i tempi. La sua storia ha origini complesse, nacque da un fugace amore tra un suonatore di banjo e una ballerina di soli 13 anni. Da adolescente fu vittima di uno stupro e finì per essere sfruttata come prostituta in un bordello. Tuttavia negli anni 30 un impresario che credeva in lei non si fece scoraggiare dagli iniziali insuccessi e aprì la strada a una voce indimenticabile, intensamente drammatica, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso qualsiasi brano cantasse. Billie collaborò con i grandi nomi del jazz e affrontò coraggiosamente le discriminazioni razziali. Ci salutiamo con la frase del giorno. La verità non è sempre bella, ma la fame di verità sì. Anche domani vi aspetto su questi schermi, sempre per una nuova puntata dell'Almanacco. Ciao!